50.000 positivi al Covid a metà dicembre. Le proiezioni del contagio da qui al prossimo mese preoccupano la sanità veneta, che vede crescere la curva dei positivi a ritmo sempre più sostenuto. Un balzo in Veneto da una settimana all'altra di 6.000 contagi in più, arrivando a quasi 24.000. Padova non è da meno, con 5.198 casi positivi, 1.800 in più rispetto alla scorsa settimana. Al 14 novembre erano 171 casi ogni 100.000 abitanti. Sì, siamo passati da una crescita costante, graduale ma lenta, ad una crescita invece molto più importante, quindi con una pendenza della curva di crescita molto superiore a quella che abbiamo visto fino adesso, simile a quella che abbiamo visto nel novembre e dicembre dell'anno scorso. Città del Santo, che ancora una volta ha il triste primato di numero di casi, in un giorno 410, il 20% dei positivi in regione. Treviso e Venezia sono poco sotto i 400 casi, 93 ricoverati in azienda a Padova, di cui 19 in terapia intensiva, tutti non vaccinati, il più giovane ha 36 anni. Ricoverato in terapia intensiva pediatrica anche un bimbo di 10 mesi. Positivi individuati grazie ai tamponi eseguiti oltre 12.000 negli ultimi 7 giorni, di cui 804 positivi. Sì, prevalgono gli adulti, i giovani adulti o gli adulti giovani, l'età media in terapia intensiva è ben sotto i 60 anni. Su oltre 2.700 accessi al pronto soccorso a settimana, 378 finiscono in area Covid. Parola d'ordine è reggere l'urto, e così la terapia intensiva centrale, ormai piena, vede aggiungersi al 9° piano dell'ospedale padovano 22 posti letto per la subintensiva e per l'area non critica, mentre si valuta di attivare altre 2 intensive all'ospedale Sant'Antonio e al civile. Cosa oggi può fare la differenza per non trovarci nella situazione dell'inverno scorso? Il direttore generale Dal Ben ha le idee chiare. La differenza la fa il comportamento individuale, da una parte il comportamento verso la vaccinazione, quindi la convinzione dell'importanza della vaccinazione, dall'altra il comportamento nell'ambito familiare, sociale, lavorativo, professionale, e quindi le misure che vengono messe, che stanno per essere messe in campo, sono misure importanti per noi per ottenere quell'obiettivo che è sempre quello di tenere bassa la pressione sugli ospedali.